E il centro studi si impegna ogni anno a organizzare corsi di formazione per gli addetti ai lavori, per insegnanti, per avvocati, per psicologi e creare eventi di interesse comunitario. 2 anni or sono avevamo chiesto a Don Ciotti se poteva venire. Ahimè non abbiamo avuto risposta, l'anno scorso abbiamo rinnovato l'invito e 1 mese e mezzo fa arriva la bella notizia che Don Ciotti era disponibile, quindi ci siamo buttati a capofitto, nel senso che il fatto che Don Ciotti sia stato a Trieste domenica scorsa a Oderzo, oggi da noi, stamattina era a Treviso, quindi sta, diciamo così, battendo il nord-est come da logo per cercare di arrivare a questa giornata importante del 21 marzo a Padova sulla legalità. Però noi abbiamo voluto a lui dare una sfaccettatura, diciamo così, un po' diversa, cioè di speranza verso i giovani, diciamo, no? Poi è una riflessione che mette al centro le persone, giovani, adulti, ma che deve mettere anche al centro l'attenzione per l'ambiente. Un Papa che ci ricorda nella Laudato Si che i disastri ambientali, i disastri sociali non sono 2 crisi diverse, ma un'unica crisi socio-ambientale. E allora dobbiamo parlare delle persone, dei diritti umani, ma anche dei diritti della natura. Dobbiamo parlare di lavoro, di attenzione alle famiglie, dobbiamo parlare anche di attenzione all'ambiente, perché quello che sta succedendo sulla faccia della nostra terra ci impone una seria, grande riflessione. Chi avrebbe detto che in queste nostre stupende valli in 2 ore 8 milioni di piante sono state spazzate via? Ecco allora che noi dobbiamo riflettere sulla faccia del pianeta, l'ecologia, ma anche mettere al centro di tutto questo la vita, le persone. La scuola che ha fatto certamente dei miglioramenti in avanti, ma nonostante tutto questo perde 1 giovane su 3 nei primi 5 anni delle scuole superiori. Allora mettere al centro i giovani della nostra attenzione, guardare il futuro, vuol dire creare le condizioni, l'opportunità di un'attenzione a quello che sono i loro bisogni fondamentali. È 163 anni che noi parliamo di mafia nel nostro paese che è l'Italia. Questo non toglie la stima e la riconoscenza per quanti nelle forze di polizia, nella magistratura, in alcune istituzioni sono fortemente impegnati. La scelta che Libera ha fatta di venire nel nord-est, che tra l'altro anche è la mia terra, a cui sono profondamente legato, per vivere la giornata della memoria dell'impegno il 21 di marzo, avere scelto il nord-est non è una casualità. Qui c'è la sensazione da parte di molti di una sottovalutazione, di pensare che questi problemi qui non ci sono, ma c'è ancora tant'altro che si nasconde sotto traccia. Dobbiamo essere attenti e riconoscenti a quanti stanno operando, che anche noi come cittadini siamo chiamati a fare la nostra parte. Cominciando dalla conoscenza, perché la conoscenza è la via maestra del cambiamento, è una sfida culturale, è una sfida educativa, ma anche una sfida sociale evidentemente. Quindi la presenza mafiosa c'è, forme diverse, questi arresti ne sono una dimostrazione e quindi è una realtà con cui dobbiamo misurarci. Non dimentichiamo però le cose belle, positive, generose che in questa terra ci sono, da fare conoscere, da fare emergere e soprattutto da incoraggiare.